L'ictus, un evento inatteso e traumatico causato dall'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale. I dati dicono che oggi si muore di meno, ma si registra un aumento delle persone colpite che convivono con importanti disabilità. Una patologia dunque molto frequente e invalidante, e se i casi sono in diminuzione tra le persone anziane, negli ultimi anni si è notato un fenomeno preoccupante. Nella popolazione giovanile, il cosiddetto ictus giovanile, sta aumentando. Probabilmente la persona giovane, legato a stili di vita non ottimali, è meno attento e quindi sta aumentando decisamente di più. Riconoscere i sintomi è fondamentale, proprio perché il fattore tempo è molto importante in questa patologia. Assolutamente. Se si vuole intervenire, noi abbiamo delle finestre temporali entro le quali possiamo fare la differenza. Queste finestre sono 4 ore e mezza per quello che è il trattamento che normalmente facciamo, la trombolisi sistemica. Iniettiamo un farmaco che va a sciogliere il trombo. Abbiamo fino a 6 ore per effettuare la cosiddetta trombectomia meccanica, cioè il neuroradiologo interventista entra dall'arteria femorale, risale e va a togliere meccanicamente, fisicamente, il trombo che ha occluso una grossa arteria. La Stroke Unit dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è un punto di riferimento in Veneto per la cura dell'ictus. Dalla degenza alla riabilitazione, un'equipe di professionisti per la presa in carico globale del paziente, in cui l'approccio multidisciplinare è fondamentale. Medici e infermieri, è fondamentale il ruolo degli infermieri, oltre alla presenza del fisiatra, del fisioterapista che inizia una riabilitazione precoce, quindi già a distanza di 24 ore il paziente inizia a fare la riabilitazione. L'approccio multidisciplinare tipico della Stroke Unit è quello che fa la differenza. Con un obiettivo: di avere 50% di pazienti che, una volta superata la fase acuta, quindi per noi vuol dire a distanza di 3 mesi, siano autonomi. Saper dunque riconoscere in tempo i campanelli d'allarme è importante, ma lo è ancor di più lavorare intensamente sulla prevenzione. Stile di vita, alimentazione, attività sportiva, evitare fumo, alcol, trattare eventuale presenza di ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, sono fondamentali per la prevenzione.